i titoli. A Messina la madre di Argentino voleva aiutarlo a fuggire dopo l'omicidio di Sara Campanella e uno degli elementi emersi nelle ultime ore convalidato intanto il fermo del giovane. La testimonianza del fidanzato di Sara: non ho capito che la situazione fosse così grave, dice. A Partinico, agli arresti domiciliari, 2 fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio durante una lite per un sorpasso azzardato. Sanità, Trapani è solo la punta dell'iceberg. Sullo scandalo referti in ritardo, la CGIL accusa il governo, per il sindacato il sistema sanitario è al collasso. A Catania la nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio e i suoi tanti problemi, incompleto pure il tracciato di via Santa Sofia. Calcio, il Palermo lavora per la gara di domenica al Barbera contro il Sassuolo, Pierozzi in dubbio ma torna ad R. Il Catania blinda la difesa, risale la classifica e la sfida di domenica alla capolista Avellino riaccende l'entusiasmo della tifoseria. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Dunque la madre di Argentino voleva aiutarlo a fuggire dopo l'omicidio di Sara Campanella e uno degli elementi emersi nelle ultime ore è convalidato il fermo del giovane. Francesco Triolo. Voleva aiutarlo a fuggire la madre di Stefano Argentino, un particolare delle ore immediatamente successive al femminicidio di Sara Campanella che viene fuori dalle carte del GIP che ha convalidato il fermo del giovane studente originario di Noto. Proprio nel paese del siracusano si era rifugiato Argentino in un B&B gestito dalla madre. La procura avrebbe acquisito un biglietto scritto proprio dalla donna in cui faceva riferimento alla necessità del figlio di allontanarsi per un po' con la scusa di curarsi, nonostante dai successivi accertamenti non risultassero particolari problemi di salute. Dietro l'allontanamento si nascondeva la volontà della donna di aiutare il figlio a non farsi trovare, ha scritto il GIP che nel provvedimento di convalida parla anche di premeditazione e risoluzione criminosa perché il giovane si era portato dietro il coltello per uccidere. Ai PM che lo hanno interrogato, Stefano Argentino ha detto di aver avvicinato la vittima il giorno del delitto per avere notizie su un'operazione a cui si era sottoposta e per capire perché non avesse risposto ad un messaggio che lui le aveva mandato a gennaio. L'indagato ha aggiunto che la ragazza, come era capitato in passato, si era mostrata fredda e indifferente dell'aggressione, non ha voluto parlare, limitandosi a dire di essere fuggito perché non sapeva cosa fare. Sì, è in uno stato di estrema prostrazione. È pentito? Guardi, questa è una parola grossa, non sono in condizione di dirlo. Sicuramente ha detto qualcosa per Sara. È molto chiuso, molto in se stesso, ma non ha avuto, sicuramente ha manifestato sempre un grande interesse, se così possiamo dire, per Sara. Ma non mi sentirei di dire se sia pentito perché non ho avuto. Ad Argentino la procura di Messina contesta anche l'aggravante di aver agito per motivi abietti e futili. Per il giudice, vista la natura violenta dell'indagato e la sua incapacità di frenare i propri istinti, c'è il rischio che possa compiere altri gesti simili. Abbiamo raggiunto al telefono il fidanzato di Sara, lo ha sentito Marco Gullà, sentiamo cosa dice. Sono sotto shock. Aveva avuto sentore tramite Sara che questo ragazzo comunque le stava vicino, la importunava? Allora io le posso dire, Sì. le posso dire che io conosco Sara da 8 mesi, no? Sì. 8 mesi. Per come è uscita la cosa, io adesso sono venuto a sapere a conoscenza che questo pazzo era 2 anni che gli andava dietro, no? Sì. E io lo sono venuto a sapere soltanto che lei una volta mi ha detto guarda che c'è questo ragazzo che mi disturba, ma diciamo non l'ho mai capito che fosse così grave perché lei è sempre stata tranquilla, però ora stanno uscendo cose che la inseguiva e tutto. Io sono scioccato perché io a lei ho detto guarda una cosa, ti ho mandato un messaggio, vabbè, dico io ovviamente ho un carattere, ovviamente sono il fidanzato, lei ha detto bloccalo, lei l'ha bloccato e siamo stati tranquilli, non ha dato nessun segno lui, però so che in passato lui a quanto ho capito la importunava, la inseguiva, ma sono cose che sto vedendo io ora a conoscenza. Ma lui sapeva che comunque Sara era fidanzata con te?
Non lo so, però penso di sì, penso ovviamente di sì, perché lei con lui sono sicuro al 100% che non ha mai parlato, però ovviamente penso di sì. Un video di una telecamera di sorveglianza ha registrato gli ultimi istanti di Sara Campanella, ripresa mentre discuteva proprio con Stefano Argentino. Sentiamo. È la videocamera di sorveglianza di un distributore di benzina sul viale Gazzi ad immortalare gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella. Sono le 17:24 di lunedì pomeriggio e la giovane compie il solito tragitto che dal Policlinico Universitario conduce alla fermata dell'autobus. Sono alcuni dei frame che incastrano Stefano Argentino. Si vedono i due ragazzi discutere, passare dietro il gabbiotto del distributore e poi uscire di nuovo alla vista della videocamera. Lei davanti, lui dietro, lei si ferma, si volta verso il ragazzo, poi accelera il passo. Lui la raggiunge, la prende da dietro, poi lei scappa, lui la insegue. Nel frattempo arrivano altri studenti, sono in 5, ma Sara e Stefano sono già fuori dal raggio di questa videocamera. La tragedia di Sara, probabilmente, si è consumata proprio in quei secondi. C'è solo buio e bisso, bisogna sempre denunciare. Il post della mamma di Sara a Portella di Mare, dove abita la famiglia, sono giorni di lutto. Un vicino di casa dice: Sara era la vita. Marco Gullà. Sara non parla più, non ride più, è fredda, non c'è più colore, non c'è più il nostro sole, non c'è più la brezza del mare che tu amavi tanto, c'è solo buio e abisso. Bisogna sempre parlare per denunciare. Lo scrive su Facebook Setti Zaccaria, la madre di Sara Campanella. E oggi Portella di Mare, frazione di Misilmeri, dove vive la famiglia di Sara, è un paese a lutto. Il dolore avvolge tutta la comunità. La comunità è triste. E la comunità perde una sua cittadina e la perde in un modo un pochettino tragico e brutto. Parliamo di femminicidio, una ragazza che viene appunto assassinata, non è una bella notizia. La comunità è scossa, nonostante, mi preme dirlo, in questi anni si è fatta un'attività sempre di prevenzione con le scuole, non sono mancati momenti con le parrocchie, con le comunità, con le forze dell'ordine di sensibilizzazione. Una ragazza da 1000 risorse, era una ragazza educata su tutto, niente da dire. Lei era sempre sorridente, sempre una parola di gioia, sempre una parola fresca come era lei, come il suo sorriso. In lontananza riecheggia il rintocco delle campane. Il paese adesso si prepara per rendere l'ultimo saluto a Sara e stare accanto alla famiglia. Per 20 anni ha coordinato il pool antiviolenza al Tribunale di Catania, reati in cui le vittime sono soprattutto le donne. Marisa Scavo dice devono scendere in campo anche gli uomini. L'ha sentita per noi Lorena Dolci. 2 anni di stalking, di attenzioni morbose e, come ha detto la Procura di Messina, nessuna denuncia. Ecco perché le giovani donne, le donne hanno paura di denunciare. Devo dire che molto spesso non è la paura di denunciare, molto spesso avviene che non hanno la percezione di quello che subiscono. Nel caso della ragazza di Messina si è verificato proprio questo. Anche il padre di Giulia Cecchettin, sentito, interpellato in questi giorni, ha detto di non sottovalutare questi campanelli d'allarme. È proprio così, i campanelli di allarme si devono immediatamente percepire e mai pensare che questi eventi tragici possono succedere solo agli altri e non a se stessi. Marisa Scavo ricorda che oltre alla denuncia esiste anche l'ammonimento da parte del questore. Le vittime possono ricorrere all'istituto dell'ammonimento, che è un istituto molto efficace perché si esorta il soggetto a sottoporsi ad un programma di recupero per la fuoriuscita dal circuito della violenza. Non solo, ma l'ammonimento diventa una circostanza aggravante e rende il reato di stalking procedibile d'ufficio, anche se è stato emesso nei confronti di una vittima diversa da quella che la subisce in un determinato momento. Il codice rosso ha fatto tanto, ma non è solo questione di inasprimento delle pene. Io dico sempre che per contrastare veramente questo fenomeno culturale occorre un cambiamento culturale, devono scendere in campo anche gli uomini.
E i carabinieri di Milena, siamo in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 77enne per maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. A chiamare i militari è stata la moglie, una settantenne, che terrorizzata si era barricata in soggiorno dopo essere stata minacciata di morte dall'uomo che avrebbe anche tentato di colpirla con un coltello da cucina. Vediamo l'ennesima tragedia del mare a 12 miglia da Porto Empedocle. La Guardia Costiera ha recuperato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, aveva circa 30 anni, di origine subsahariana, è morto per annegamento o ipotermia e dalle condizioni del corpo, privo di arti. Il cadavere era in mare da almeno 15 giorni. L'ispezione cadaverica accredita l'ipotesi che il cadavere possa essere riconducibile al naufragio del 18 marzo nei pressi dell'isolotto di Lampione, dove sono 90 intanto i migranti arrivati durante la notte dopo il soccorso di 2 barchini effettuato dalle motovedette della Guardia Costiera a Lampedusa. Ci occupiamo di una maxi operazione della Guardia di Finanza di Palermo su falsi bonus edilizi con investimenti in oro e criptovalute. Le indagini hanno riguardato un sodalizio di imprenditori e professionisti che erano volti alla realizzazione di frodi in materia di bonus edilizi, a cui è stata ricondotta la gestione di 19 imprese edili, tutte con sede a Palermo, esecutrici di lavori di ristrutturazione fittizi per oltre 26 milioni di euro, 90 indagati e sequestri per 19 milioni di euro. Le società coinvolte nella frode, applicando lo sconto in fatture, mettevano fatture per operazioni inesistenti verso clienti privati per lavori in realtà mai eseguiti. A Partinico, agli arresti domiciliari adesso i 2 fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio durante una lite per un sorpasso azzardato. Oggi appunto c'è l'autopsia sul corpo della vittima. Manlio Viola. Sono gli arresti domiciliari Antonio e Leonardo Failla, i 2 fratelli accusati di aver causato la morte di Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni, al culmine di una lite stradale a Partinico nella quale la vittima difendeva il figlio. Non avremmo mai voluto che accadesse, hanno detto durante l'interrogatorio di garanzia al GIP Marco Petrigni. I 2 hanno confermato di essere stati loro a colpire Vaccaro, ma hanno anche raccontato una versione diversa della lite di strada che ha portato alla tragedia. Tutto inizia da un sorpasso azzardato, una parola di troppo al volante e le auto che si fermano. Secondo il racconto dei fratelli Failla, autori del sorpasso, subito dopo sarebbero stati aggrediti dal figlio di Vaccaro. Ne sarebbe scaturita la rissa nella quale sarebbe poi intervenuta anche la vittima per difendere il figlio. Nella bolgia anche Gioacchino Vaccaro sarebbe stato colpito con calci e pugni. L'uomo si presentava in ospedale poco dopo e in seguito, mentre già era ricoverato, collassava. L'ipotesi accusatoria è che la morte sia conseguenza indiretta delle lesioni dovute ai colpi subiti, ma questo dovrà essere confermato dal referto autoptico. Ora i 2 fratelli dai domiciliari invocano l'autodifesa. Quale che sia la verità sul come si sono svolti i fatti, resta la tragedia assurda della morte di un uomo che difendeva il figlio durante una lite scaturita da un sorpasso, una assurda lite di strada. Questione sanità in Sicilia, Trapani è solo la punta dell'iceberg. La CGIL accusa il governo, dice il sistema sanitario al collasso, mancano 4.000 medici e infermieri, allarmanti i dati del PNRR. Intanto sarà la Procura di Trapani che si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici che ha provocato lo scandalo appunto all'ASP di Trapani. Eva Spampinato. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario che non garantisce affatto il diritto alla salute. La CGIL siciliana si scaglia contro il governo e lancia un pesante atto d'accusa riguardo alla sanità nell'isola. Carenze d'organico, inefficienze, la politica che sceglie i manager, i fondi del PNRR che non vengono spesi. Il caso di Trapani è solo la punta dell'iceberg, come commenta Buongiorno Sicilia il segretario regionale della CGIL Mannino. Abbiamo la mancanza di 4.000 medici e infermieri nella nostra regione. Non possiamo immaginare di dare una risposta sul diritto alla salute se non facciamo un piano straordinario di assunzione che è sempre più necessario. Non è avvenuto nessun intervento nel rafforzamento della medicina del territorio, nessun rafforzamento della digitalizzazione, della telemedicina. Il sindacato ha anche diffuso uno studio sui fondi del PNRR destinati alla sanità siciliana.
quasi 1 miliardo di euro destinati alla Sicilia per costruire case della salute ed ospedali di comunità. Di queste 43 case ospedali di comunità che andavano costruite, 21 ancora debbono iniziare i lavori. Quindi questo significa che noi su quasi 1 miliardo di euro rischiamo di non spendere almeno il 50% di queste risorse. Questo è delittuoso. Intanto sarà la Procura di Trapani che si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici. La Procura ha avocato a sé il fascicolo aperto dai colleghi di Marsala per competenza territoriale, dove si è registrata la condotta omissiva. La vicenda è quella legata agli esami istologici non refertati per tempo e che ha provocato di fatto il mancato e tempestivo intervento medico su pazienti oncologici. Ne sono stati accertati ben 356. Breve pausa e poi a Catania, dove è già flop per le piste ciclabili. Eccoci a Catania, disastrata e allagata, la nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio somiglia più a un percorso a ostacoli, in bella evidenza anche le pozzanghere, in completo pure il tracciato di via Santa Sofia e non mancano le polemiche. Tonino De Mana. Allagata, disastrata, ad ostacoli, con incomprensibili saliscendi a Catania. La pista ciclabile di via Domenico Tempio è un concentrato di pericoli, dove gli amanti delle due ruote fanno a gara, ma ad evitarla. Splende il sole in via Domenico Tempio, ma di ciclisti non si vede neanche l'ombra. Dopo oltre mezz'ora d'attesa all'altezza di Faro Biscari, appare un ciclista, spaesato e disorientato. È costretto a scendere per proseguire, il perché lo raccontano le immagini. Queste piste ciclabili vengono mantenute in maniera molto approssimativa. Forse anche la progettazione ne è colpevole. Stare in una pista ciclabile e poi finire in mezzo alle macchine non è la migliore delle idee. L'altra pista ciclabile di via Santa Sofia è invece un cantiere aperto, dove però mancano gli operai. Non le manda a dire il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. Praticamente via Santa Sofia non si sa più nulla, è il silenzio assoluto, ma la cosa più grave, ripeto, è che in mezzo alla pista troviamo la rete, dei paletti di ferro, insomma, per delimitarla, ma tutto è stato praticamente abbandonato. Tempi di consegna non precisati per buona pace di chi si sposta in bici o per chi crede ancora in questa città alla mobilità sostenibile. Nel frattempo la pista ciclabile è diventata un parcheggio abusivo. L'Etna torna a farsi sentire con un'intensa attività stromboliana dal cratere di sud-est. A segnalarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. L'eruzione è iniziata alle 20 di ieri sera con una nube eruttiva che si disperderebbe in direzione est-sud-est. Al momento la cenere vulcanica non impatta sull'aeroporto Fontanarossa di Catania. Sempre meno coppie decidono di mettere al mondo un figlio. Nel 2024 in Sicilia meno nascite e più decessi. Francesco Loi. Già da qualche anno al di sotto dei 5 milioni. Gli abitanti in Sicilia sono sempre meno. Un dato che guardando al futuro preoccupa e non poco. Preoccupa perché stiamo andando incontro a un vero e proprio suicidio demografico che è ancora più allarmante nelle zone interne della nostra regione. Gli ultimi dati Istat ne danno conferma. Sono più i decessi che le nascite. Nel 2024 in tutti i capoluoghi il saldo naturale è in negativo. Significa che il dato riferito alle nascite è più basso di quello dei decessi e in alcuni casi viene anche doppiato. Sì, è una tendenza che purtroppo continuerà anche nel futuro e che è necessario invertire nel più breve tempo possibile. Non sarà possibile farlo però purtroppo in tempi brevi perché il numero delle potenziali madri continua a diminuire. Ed è allarme rosso. Per questo è necessario che si intervenga subito, non a parole, ma con i fatti. La pubblica amministrazione non comprende purtroppo che il costo dei figli non può essere sopportato solo dalle famiglie. È provato che la prima causa di povertà in Sicilia, insieme alla perdita di lavoro, è la nascita di un figlio. Quindi di concreto il governo cosa dovrebbe fare? Dovrebbe mettere in atto misure che aiutino innanzitutto i giovani a restare nella nostra terra. Perché se il trend non dovesse cambiare, la Sicilia rischia di diventare terra di pensionati e turisti e i giovani vanno via. Breve pausa e poi il calcio con le sfide che attendono Palermo e Catania.
Eccoci al calcio, il Palermo lavora per la gara di domenica alla Barbera contro il Sassuolo, un big match, Pierozzi in dubbio ma torna Verre. Marco Gullà. La vittoria ottenuta alla Rechi contro la Salernitana ha permesso al Palermo di fare un blitz in zona playoff e di incamerare contestualmente una dose di fiducia in vista del rush finale della regular season. 7 partite alla fine per riscrivere il libro del campionato, a partire da quella di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Una sfida particolarmente difficile con i neroverdi che potrebbero addirittura festeggiare la promozione in Serie A entro Pasqua. Il Palermo dal canto suo ci arriva con la consapevolezza di essere inferiore ma di potersela comunque giocare. Pierozzi è in dubbio, le condizioni del calciatore sono da valutare dopo essere uscito dolorante dalla sfida della Rechi. Ai box ancora Gomis ma anche Nicolao e Di Francesco. Rientra però Verre dalla squalifica e Dionisi avrà a disposizione un trequartista di ruolo. Si riapre quindi il ballottaggio a centrocampo con Segre e Ranocchia che scalpitano. Brunori e il Palermo intanto ancora insieme con il capitano che avrebbe siglato un prolungamento fino al 2028. Il Catania blinda la difesa e risale la classifica. Domenica la sfida al capolista Avellino riaccende l'entusiasmo della tifoseria. Sentiamo Tonino De Mano. Dalla depressione all'esaltazione, il Catania passa da uno stato d'animo all'altro e riscopre l'entusiasmo con il Massimino verso il sold out. Biglietti della Curva Nord già polverizzati, restano a disposizione poco meno di 3.000 tagliandi. Su disposizione della prefettura di Catania non ci saranno sostenitori irpini e il settore ospiti sarà interamente occupato dai giovani delle scuole calcio che daranno un'ulteriore spinta in termini di tifo. Propellente per la squadra etnea che con 8 risultati utili consecutivi, 4 vittorie e 4 pareggi, sta risalendo la classifica, scalando posizioni su posizioni e attestandosi al 5° posto. Il segreto della rinascita rossaazzurra sta anche nella difesa, che cresce a vista d'occhio, con i numeri che certificano la solidità del reparto arretrato, solo 5 reti al passivo nelle ultime 8 gare. Dolce musica per le orecchie di Mimmo Toscano, che finalmente può lavorare con serenità, visto che vincere aiuta a vincere, tanto che nell'aria c'è anche una possibile riconferma sulla panchina etnea. Convinzione e autostima sono le parole d'ordine in casa rossa-azzurra, clima più disteso anche in allenamento, a testimonianza che il gruppo sta bene fisicamente e mentalmente. Contro gli irpini al Partenio Lombardi finì 2-2 e tornerà al suo posto Di Gennaro, che ha scontato un turno di squalifica e potrebbe rivedersi inglese, out a causa di un infortunio dal 16 febbraio scorso. Il rientro del bomber pugliese dovrà essere gestito anche in considerazione dell'appendice dei playoff. Di sicuro il giocatore è carico e motivato, sarà Toscano nella seduta di rifinitura prevista sabato a sciogliere le riserve. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Vi lascio alla rassegna stampa, oggi curata da Emanuela Corsi. Grazie per l'ascolto e buona giornata.